Buonasera, buonasera, ben ritrovati a tutti nel consueto appuntamento del martedì sera gestito dai giovani padani del Friuli Venezia Giulia. Rientriamo in trasmissione su Radio Padania dopo una settimana di assenza, in quanto martedì scorso gli amici ascoltatori avranno avuto occasione di sentire la lunga non stop dedicata all'ennesimo atto scellerato che ha fatto il Parlamento, che ha fatto questo governo, ovvero la cancellazione del reato di immigrazione clandestina. Appunto martedì scorso ben volentieri abbiamo ceduto il nostro spazio per continuare il dialogo con gli ascoltatori, con i nostri parlamentari che appunto hanno per quanto può servire denunciato ormai questo grandissimo errore che a nostro modo di parere hanno effettuato, appunto, ovvero la cancellazione del reato di immigrazione clandestina, tant'è che è parso veramente paradossale, no? Che il giorno dopo il ministro dell'Interno Alfano ha lanciato l'allarme dicendo che tra i 300 e i 600 mila possibili clandestini sono pronti a partire dal Nord Africa, e appunto con una tempistica che farebbe quasi pensare che c'è qualche problema di connessione. Il giorno prima ha dato il via libera definitivo appunto alla cancellazione del reato di immigrazione clandestina, il giorno dopo ha denunciato il rischio di un'invasione da parte appunto di profughi, di immigrati appunto dal Nord Africa. Detto questo, così per giustificare l'assenza della trasmissione di martedì scorso, siamo pronti appunto a raccontarvi qualcosa dell'intenso weekend che ha visto appunto la nostra regione, il nostro Friuli Venezia Giulia, impegnato su svariati motivi. Per quanto riguarda gli appuntamenti prettamente leghisti, ne parleremo nella seconda parte della trasmissione col nostro ospite. Invece ho piacere a ricordare anche che la prima settimana di aprile, quella che si è appena conclusa, è importante per quanto riguarda noi della provincia di Udine e del Friuli, della parte friulana della nostra regione, in quanto annualmente viene ricordata la data del 3 aprile, la ricorrenza del 3 aprile, appunto perché nel lontano 3 aprile del 1077, addirittura quasi un millennio fa, fu istituita per la prima volta la patria del Friuli, appunto ancora quella volta grazie alla concessione dell'imperatore Enrico IV, istituì, appunto, decise che questa piccola parte, questa piccola zona del suo impero avesse il diritto, avesse la possibilità di essere gestita autonomamente. Ebbene, questa patria del Friuli, questo Stato a tutti gli effetti, questo Stato autonomo a tutti gli effetti, quella volta gestito in maniera quasi a livello dal clero di quel tempo, della chiesa aquileiese di quel tempo. Ebbene, per parecchi secoli questo piccolo Stato esistette, ebbe anche addirittura un Parlamento autonomo, molti anni prima anche di altre istituzioni più importanti a livello, basti pensare alla Gran Bretagna, basti pensare alla Francia, che si dotarono sì di un Parlamento autonomo, però per certi versi in epoca successiva a quella della nostra regione. E l'occasione comunque ogni anno, appunto dal 1977, proprio in corrispondenza dei 900 anni in cui fu istituito appunto lo Stato del Friuli, appunto grazie all'impegno a suo tempo della Chiesa locale, in particolare di Pre Checo Placereani, che fu uno dei primi parroci a appunto credere fortemente e a volere fortemente che ogni anno fosse ricordata in corrispondenza del 3 di aprile questa ricorrenza. Anche quest'anno gli enti locali, che hanno visto in particolar modo, come sempre in prima linea a livello di organizzazione, la provincia di Udine,
come ente quasi comunque capofila di una serie di associazioni locali, ha organizzato la festa del Friuli. È stato come ogni anno, diciamo, un'occasione anche per fare un bilancio di quello che ha visto dal punto di vista anche politico il nostro territorio, di lanciare anche un allarme, in quanto appunto dato che le intenzioni del governo, sia centrale sia locale, sono quelle comunque di appunto abolire le province, e nel nostro caso, nel nostro piccolo, nella nostra regione, questa abolizione delle province sarebbe anche una cancellazione in sostanza della provincia del Friuli, sarebbe, diciamo, un'omologazione al resto della regione, al Friuli Venezia Giulia, però cancellando comunque le peculiarità della provincia di Udine. Va detto anche, va riconosciuto che questi, in particolare la Chiesa locale, anche basti pensare che durante l'omelia, ovviamente redatta rigorosamente in lingua friulana, durante la messa appunto in ricordo, diciamo, dell'istituzione dello Stato del Friuli, proprio i vescovi, i rappresentanti delle diocesi che si sono alternati a questa omelia, hanno proprio detto chiaramente che comunque senza arroganza, senza violenza, comunque i friulani devono comunque difendere i propri sentimenti che li legano alla nostra terra, che va in ogni caso salvaguardata l'identità friulana, che in ogni caso bisogna difendere i propri valori, la propria cultura e la propria lingua anche. Quindi fa piacere comunque che, diciamo, nel nostro piccolo, nella nostra piccola regione, comunque la Chiesa locale, che da sempre, ricordiamo appunto fin dall'inizio, fin dagli albori di questo Stato, ha, diciamo, avuto la possibilità anche di, appunto nel lontano 1077, addirittura di prendere in mano e di costruire quasi i primi passi di questa regione del Friuli. Nel 1977, quando iniziò appunto questa ricorrenza, la Chiesa locale fu la prima a battersi affinché appunto venga ricordata questa ricorrenza, e ancora oggi comunque notiamo con piacere appunto questa sintonia, diciamo, ecco, tra i nostri enti locali, tra la nostra provincia di Udine, tra l'altro insomma, per inciso, come ben sapete, retta e governata dal leghista Pietro Fontanini, e la Chiesa locale nel appunto marciare comunque compatti nel cercare di ricordare che comunque la nostra identità, la nostra lingua, le nostre tradizioni non vanno assolutamente cancellate, non possono essere con la scusa della spending review, con la scusa del taglio degli enti inutili, non può essere cancellato, insomma, qualcosa come 1000 anni di storia, ecco. E quindi questo è stato il leitmotiv di questa giornata, che ha visto appunto lo scorso fine settimana, in particolare nella giornata di domenica, una parte della nostra regione, la parte della provincia di Pordenone, e in particolare i comuni di Cavasso Nuovo, di Fanna e di Meduno, che hanno organizzato questa giornata appunto dedicata alla nostra regione. E quella, come dicevamo, è la prima parte del weekend, che ha visto appunto una parte delle nostre istituzioni impegnate appunto in questa salvaguardia della nostra specialità, della nostra regione. Per quanto invece riguarda la seconda parte, prettamente leghista, prettamente dedicata alla Lega Nord, introduco innanzitutto l'ospite con cui dialogheremo, in quanto nello scorso fine settimana proprio la nostra regione è stata tappa del fortunato, del riuscitissimo No Euro Tour, che appunto il nostro segretario federale sta portando avanti. Dicevo, abbiamo tra l'altro questa sera per la prima volta ospite su Radio Padania un nostro caro amico, il coordinatore dei giovani padani del Collinare udinese, Michele Guerra. Ciao Michele. Ciao Umberto, ciao, è stato un piacere
Grazie. L'invito Intanto, allora, per esempio, per Michele, andare... tra l'altro Michele, io e te in questo momento siamo comunque tenuti a parlare in lingua italiana, appunto nel rispetto per gli ascoltatori di Radio Padania, mentre ovviamente solitamente dialoghiamo in lingua friulana tra ragazzi, tra di noi, quindi ci sembra un po' strano, ecco, parlare in lingua italiana. Michele, allora, intanto se vuoi presentarti, dire la tua età e appunto raccontarci un pochettino come si è svolto il No Euro Tour, che ha proprio visto la tua cittadina, proprio il tuo comune, Buia, in provincia di Udine, come appunto fulcro dell'attività politica della Lega Nord in regione. Prego Michele. Allora, innanzitutto un saluto a tutti gli ascoltatori, mi chiamo Michele, sono un ragazzo di 22 anni di Buia, appunto provincia di Udine, un paesino di 7.000 anime quasi, quindi niente di così grande che potesse ambire ad ospitare Salvini, il professor Borghi. Niente, sabato appunto, come ha già anticipato Umberto, come sapevate dalle locandine, abbiamo avuto il No Euro Tour, c'è stato un movimento di persone che ha sconvolto praticamente un po' anche gli organizzatori in modo positivo, perché secondo fonti ufficiali ci sono state circa 1.000 persone solo durante la discussione appunto del No Euro Tour insieme a Salvini e a Borghi. E niente, dopo ci siamo fermati appunto per una pasta tutti assieme, mangiare il classico toro, che qua a Buia è una tradizione per ogni festa di primavera che si fa, ovvero lo spidone di toro, ed è stato un momento molto particolare e interessante, perché credo sia stato un punto di leva per la voglia di fare e l'entusiasmo per questa terra che è appunto il Friuli Venezia Giulia, e pian piano stanno tentando di spennarci l'aquila, ecco. Noi dobbiamo difendere quest'aquila e non perdere le penne. Niente, per quanto riguarda allora il sabato, niente, abbiamo avuto appunto Salvini e il professor Borghi a parlare appunto del No Euro Tour. È stato interessante il fatto che comunque in giornata loro non siano stati solo a Buia, ma hanno ad esempio visitato la Valle del Vajont, dove c'è stata la catastrofe, abbiano fatto dei riporti appunto storici durante il discorso molto interessanti. Una cosa che mi ha veramente colpito: per la prima volta il professor Borghi ha fatto qualcosa che nessun altro aveva detto, ovvero dire che qua in Friuli, specialmente in provincia di Udine, specialmente a Buia o nella Pordenonese del Vajont, non possono venirci a raccontare che le cose sono immutabili. Le cose sono mutabilissime, riportando appunto le parole del professore, al di là della nostra volontà. Noi abbiamo subito il terremoto, tanti morti, da una sera all'alba tutto è cambiato, e allora adesso appunto la leva giusta è quella di dire: se fino ad adesso ci sono stati degli errori, adesso è ora di cambiarli, non esiste che non ci siano soluzioni, ecco. Certo Michele, effettivamente, indubbiamente prima raccontavi, dicevi anche i numeri comunque della partecipazione che quasi ha sconvolto anche la viabilità di Buia, ecco, perché appunto mi pare che ci sono state, no, effettivamente c'erano 500 posti a sedere, ma almeno altrettante persone sono comunque rimaste in piedi, ecco, per seguire il tutto. E come diceva giustamente Michele, va precisato anche che il nostro segretario federale, appunto Matteo Salvini, nel classico giro che ha fatto, effettivamente in 2 giorni ha visitato qualcosa come 10 posti diversi, ecco, partendo dalla diga del Vajont, passando per il comune di Pasian di Prato, poi si è recato a Buia, poi il giorno dopo ha visitato tutta una serie di comuni del Pordenonese, e in ogni comune c'è stata veramente un'accoglienza decisamente numerosa e decisamente euforica, anche nel senso che, come dicevi Michele, insomma, ci ha dato sia il professor Borghi sia Matteo Salvini, insomma, col loro entusiasmo ha veramente trasmesso questa voglia comunque di
di provare a cambiare qualcosa anche dal punto di vista, anche qualcosa che potrebbe essere irrealizzabile, magari come si può dire l'euro, ecco, ma in realtà appunto soprattutto ecco, nell'intervento del professor Borghi, insomma, ha segnalato tutta una serie di aspetti che magari più possono sfuggire, e in realtà tutta una serie che magari una serie di spiegazioni anche che poi dopo essere state ascoltate sembrano logiche, sembrano comunque. Poi Matteo, per quanto riguarda, scusa Michele, un'altra cosa particolare anche durante la visita di Matteo Salvini a Buia è stata anche la visita al museo, giusto che c'è stata? Il Museo della Medaglia, perché ricordiamo appunto che noi a Buia abbiamo un personaggio storico, diciamo, della storia della zecca italiana, ovvero Pietro Giampaoli, che è di Urbignacco. Niente, Pietro Giampaoli appunto dopo il primo conflitto mondiale ha fatto un'accademia di incisione, ha proseguito gli studi ed è stato alla Zecca dello Stato, era incisore medaglista e ha coniato le 100 lire ad esempio famose, dove il ricordo della donna è proprio sua moglie. Niente, praticamente il Museo della Medaglia che abbiamo a Buia e che incoraggio tutti a venire a visitare, perché ci sono veramente pezzi di storia molto importanti. Per noi è un punto di storia che ci segna, perché comunque ricordiamo che, come ha riportato anche nel suo intervento il professor Borghi, a Buia tempo fa si facevano le monete false, nel senso che comunque noi avevamo introdotto dopo la guerra un sistema economico basato su dei buoni da 1 lira, 2 lire, 100 lire, eccetera, con cui gli operai venivano pagati e potevano essere spesi all'interno del comune nelle varie botteghe, e con questo sistema si iniziava a fare un po' il giro economico del paese e le cose un po' miglioravano, insomma. Beh, bello questo esempio, effettivamente Michele, esempio appunto di moneta locale, questa qua a tutti gli effetti, moneta addirittura locale solamente all'interno della piccola comunità di Buia. E ancora una cosa Michele, comunque le attività vostre, diciamo del vostro gruppo, della Lega Nord del tuo territorio, comunque mi pare non si fermano qua, ma prossimamente ci vuoi raccontare gli appuntamenti sul tuo territorio? Niente, noi come gruppo di Giovani Padani a Treppo organizziamo delle gazebate, una per ogni frazione del paese, proprio perché siamo sotto appunto le elezioni comunali e vogliamo anche, diciamo, prendere sia visibilità sia comunque far vedere alla gente che noi giovani ci preoccupiamo per quello che è il bene della comunità, e appunto saremo in 5 piazze a raccogliere le firme per i 5 referendum che ormai credo che tutti gli ascoltatori sappiano, ovvero la legge Mancin, contro la legge Mancin, contro la legge Fornero, eccetera, no? Saremo a Treppo Piccolo dal 9, mercoledì domani, ovvero domani sera, dalle 6 fino alle 9 di sera, per permettere a tutti coloro che sono a lavorare di poter passare e dare il loro contributo con una firma. Poi il 10 saremo a Carvaco, sempre allo stesso orario, l'11 a Vendoglio, e il 12 partiremo dal pomeriggio e faremo due tappe di gazebata, prima a Zegliaco dalle 13 e poi saremo a Zeglianutto sempre dalle 18 in poi fino alle 21. E speriamo che la comunità risponda bene, anche perché appunto diamo la possibilità a tutti coloro che sono a lavorare in quel momento durante la giornata di venire a dare il loro contributo con una firma e poter cambiare un po' le cose, oppure dare almeno una mano da cambiare le cose. Beh, oddio, effettivamente, intanto ti faccio i complimenti, ecco, per la vostra attività, Michele, perché diciamo nel vostro piccolo è una sorta di, come il nostro Matteo Salvini ha fatto il suo No Euro Tour, il vostro referendum tour, appunto, nelle frazioni dei comuni della vostra zona, comunque, ecco.
Michele, intanto ti ringrazio, sono contento appunto di averti avuto ospite su Radio Padania e magari ci auguriamo di risentirti anche prossimamente, uno dei prossimi martedì, così ci racconterai ancora qualcosina, ecco, delle tue zone, qualcosina dell'iniziativa che appunto il vostro gruppo sta facendo così attivamente. Ecco. E, giusto in chiusura, ecco Michele, un ringraziamento doveroso comunque anche agli organizzatori, se lo vuoi fare tu, agli organizzatori della splendida giornata di Buia, se vuoi ricordare anche tu, Michele. Sì, sì, beh, certo. Ringraziamo Alberto Guerra che si è dato cuore e anima per comunque riuscire a preparare tutta la sala e i preparativi, nonché la Elena Lizzi, la Barbara Zilli, perché comunque sono coloro che in quel giorno hanno dato cuore e anima per comunque fare in modo che la giornata venga svolta al massimo delle potenzialità e che comunque ci stanno seguendo come gruppo giovani, e quindi io li ringrazio ancora di più, perché senza di loro credo la nostra esperienza si sarebbe conclusa ancora prima di iniziare. Invece per adesso vediamo un futuro roseo, speriamo che continui così, ecco. Certo, molto, molto chiaro e molto giusto, ecco, il ringraziamento diciamo, ai nostri rappresentanti diciamo, di livello superiore ecco, della nostra zona. Ok, dai Michele, per stasera è tutto, ti ringrazio molto e ci risentiamo prossimamente magari su Radio Padania. Ciao a tutti, buona serata. Grazie allora, quindi salutiamo e diamo l'arrivederci allora a Michele Guerra, appunto al coordinatore dei giovani padani della Collinare Udinese. Siamo giunti appunto al termine anche per quest'oggi del nostro spazio, ci lasciamo come consuetudine con una canzone simbolo, una canzone molto, molto sentita da noi friulani, cantata dal nostro cantautore preferito, dal Dario Zampa, e quindi in questa canzone dedicata soprattutto alle aquile quali simbolo della nostra regione, simbolo della nostra provincia, all'augurio appunto che le aquile volino ancora più in alto, che in certo senso è un po' una parafrasi per dire augurarci che comunque il nostro Friuli voli ancora in alto a livello di riconoscimento, a livello di gratificazioni e soprattutto per la nostra terra. Saluto tutti allora e l'appuntamento sarà prossimamente sempre su Radio Padania. Buona serata a tutti.